Entra in scaletta anche Monza-Venezia posticipo con Manuel Codignoni, e allora andiamo a Monza. E allora buon pomeriggio a tutti quanti i radioascoltatori da Lupower Stadium di Monza, dove si gioca da 5 minuti e 10 secondi 0-0 tra Monza e Venezia. Uno scontro questo che profuma di Serie A tra due squadre che stanno facendo un campionato importante. Il Monza era secondo in classifica prima dell'inizio di questa giornata, poi è stato scavalcato, lo avete sentito nella prima parte di tutto il calcio minuto per minuto, dal Lecce, che è andato a vincere a Frosinone. Il Venezia dunque è scivolato al terzo posto, il Venezia è quinto, dunque si tratta di squadre in piena lotta per andare a conquistare le posizioni per quello che riguarda la promozione, mentre intanto c'è il vantaggio del Venezia con Aramu. Aramu raccoglie un suggerimento dal settore di destra e dall'altezza del dischetto del calcio di rigore va subito a indirizzare la partita verso la squadra ospite. Allora, dopo appena 6 minuti il vantaggio del Venezia. Monza 0, Venezia 1, con la rete del giocatore con la maglia numero 10 Aramu. Avrete forse sentito lo speaker del Lupower Stadium in sottofondo. Rapidamente le formazioni, iniziando dalla squadra di casa: il Monza di Gregorio in porta, Sampirisi, Bellusci, Pirola e Carlos Augusto a centrocampo, Frattesi, Scozzarella e Armellino a centrocampo, e Boateng, Dio e Mota Carvaio sono le tre punte. 4-3-1-2 invece per il Venezia: Pomini in porta, Ferrarini, Modolo, Ceccaroni e Morinaro in difesa, Fiordilino, Togordò e Malè a centrocampo, Aramu, che ha appena realizzato il gol del vantaggio del Venezia, sulla tre quarti Di Mariano e Jonsen sono le punte. Dirige il signor Volpi di Arezzo. Una giornata fresca, ancorché con un bel cielo sereno, diciamo, a Monza. C'è vento che abbassa la temperatura percepita. Vediamo le bandiere garrire di fronte alla nostra postazione. È il 7° minuto. Monza 0, Venezia 1 studio. Monza 10:30 sul cronometro del Lupower Stadium. Monza 0, Venezia 1. Il vantaggio fulmineo da parte della squadra lagunare allenata da Paolo Zanetti, con il guizzo di Aramu che ha raccolto un suggerimento dalla destra di Jonsen, addomesticato poi letteralmente da Di Mariano, che è andato ad appoggiare per il compagno di squadra, che è andato a trafiggere con il mancino imparabilmente il portiere del Monza Di Gregorio per quello che è il gol dell'1-0. Andiamo a Monza, dove siamo al quarto d'ora del primo tempo, risultato invariato, Monza 0, Venezia 1. Attacca il Monza dal settore di sinistra con Carlos Augusto, che deve però ripartire indietro da Pirola, ovvero dalla propria linea dei difensori centrali. Nel periodo non collegato ha rischiato di combinarla grossa la difesa del Venezia, con, attenzione, c'è questo traversone, la palla che finisce in area di rigore, esce a vuoto il portiere del Venezia, contro cross, l'inserimento dall'altra parte di Sampirisi, che cerca di entrare in area, poi il pallone per Frattesi che non riesce a penetrare, ma recupera ancora la sfera all'altezza del lato corte d'area di rigore, converge e perde il pallone recuperato da Aramu. Dicevamo della leggerezza della difesa del Venezia, con un disimpegno sbagliato che stava per mettere in movimento in maniera efficace Mota Carvaio. L'intervento coraggioso di Fiordilino in scivolata all'interno dell'area di rigore a recuperare il pallone. Gioca bene il Venezia, si sta facendo preferire in questa fase al Monza, un Monza che sembra aver accusato anche psicologicamente la mazzata del gol realizzato al 6° minuto proprio da Aramu, ex Siena ed ex Virtus Entella. Ancora Venezia, il lancio in avanti di Ceccaroni a cercare l'inserimento di Malè, è troppo profondo, ci arriva prima il capitano del Monza Bellusci, che pulisce la propria area di rigore, ma il rilancio è impreciso, tanto che la sfera viene ancora recuperata dalla squadra lagunare. Ancora con Malè, attenzione Jonsen, limite dell'area di rigore, lo scambio con Aramu, che poi va a servire Fiordilino, il passaggio in profondità. Attenzione Codignoni, intervengo da Crotone. Il Bologna ha accorciato le distanze, Crotone 2, Bologna 1, a te la linea. E nel frattempo, mentre stavi parlando, c'è stato il raddoppio da parte del Venezia, che ha realizzato il secondo gol ancora con Aramu. Dunque Venezia 2, Monza 0 a Lupower Stadium. Azione estremamente confusa, con una serie di rimpalli all'interno dell'area di rigore. L'ultimo tocco dovrebbe essere stato proprio di Aramu per la doppietta al 20° minuto. È Monza 0, Venezia 2. Dunque il Monza che è in grande difficoltà, il Venezia che ha già realizzato 2 gol in appena 20 minuti si mette in salita per la squadra di casa. Monza 24° minuto, il raddoppio del Venezia che vi abbiamo raccontato poco fa ad opera di Aramu, che dunque è autore di una doppietta. Azione abbastanza confusa dall'interno dell'area di rigore, con una serie di rimpalli, la conclusione di Jonsen, la respinta del portiere del Monza Di Gregorio, la palla che è finita al limite dell'area di rigore. Di prima intenzione è arrivato Aramu con un delizioso pallonetto a superare il portiere della squadra brianzola per realizzare il gol del 2-0. Ora prova a scuotersi però il Monza quando siamo arrivati al 24° minuto.
tenuto in precedenza sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la conclusione di Kevin Prince Boateng deviata nuovamente in corner. Ora prova ancora a distendersi la squadra ospite dalla sinistra, il traversone proprio per Boateng, limite dell'area di rigore, spalle alla porta, l'appoggio alle sue spalle per la conclusione di Scozzarella dal limite dell'area di rigore, palla fuori alla destra della porta difesa dall'estremo difensore della squadra lagunare, Pomini non di molto in realtà. Comunque sul fondo lo scambio di Jonsen con Malè, che scarica bene dall'altra parte nel settore di sinistra dove si fa vedere Molinaro, l'ex giocatore della Juventus, supera il suo marcatore, mette in mezzo il pallone, non esce il portiere del Monza e arriva al rimorchio Fiordilino che alza il pallone troppo alto sulla traversa. Un Venezia che ha gioco facilissimo ad affondare tra le linee del Monza, un Monza che nonostante le due sostituzioni compiute nell'intervallo, fuori Carlos Augusto e Frattesi, dentro Anastasio ed Enrico, non riesce a trovare la quadra di una partita complicatissima. Monza che occupava prima dell'inizio di questa giornata la seconda posizione in classifica, è scivolato al terzo posto per il successo del Lecce ed ora rischia di perdere terreno contro un ottimo Venezia, dobbiamo dire, che ha dispensato lezioni di calcio, soprattutto di tattica nella prima frazione di gioco, andando a neutralizzare tutte le possibili offensive del Monza. Venezia che a sua volta è ben piazzato in classifica, occupava la quinta posizione e con questi ipotetici 3 punti andrebbe a superare la Salernitana portandosi al quarto posto, ma sono discorsi assolutamente prematuri. Torneo, ma forse e ti interrompo subito, Nico, perché ci sarà un calcio di rigore in favore del Venezia, la decisione. Ottimo, allora tieni la linea. Ok, tanto è tutto pronto per il tentativo di trasformazione sul dischetto, manco a dirlo, Aramu a caccia della tripletta. Siamo all'11° minuto della ripresa sul risultato di Monza 0 Venezia 2, calcio di rigore che potrebbe andare a chiudere o diciamo qualcosa di molto simile questa partita. Aramu contro Di Gregorio, il fischio del direttore di gara, la rincorsa alla rete, Aramu spiazza Di Gregorio, pallone da una parte, portiere dall'altra, e allora all'11° minuto Monza 0 Venezia 3, la tripletta di Mattia Aramu. A te la linea. Ci sono anche altri giocatori che arrivano, ma probabilmente chiedo scusa, interviene lo Power Stadium per il gol del Monza che accorcia le distanze con Armellino al 13° minuto, gran botta da fuori, e allora Monza 1 Venezia 3. A voi. Grazie Codignoni, tra poco torneremo da te. Torniamo allora da Manuel Codignoni con Monza Venezia. Eh sì, allora in questo momento ci sono anche 2 cambi per quello che riguarda il Monza, fuori sia Boateng che Dio, dentro il numero 77 D'Alessandro e dentro il numero 24 Maric, ma quello che più conta è che è cambiata la situazione, gran botta da fuori di Armellino su una respinta della difesa del Venezia, pallone forse anche leggermente deviato, traiettoria che è andata a spiazzare Pomini per il gol del 3-1 che riaccende le speranze della squadra di casa, che comunque deve ancora recuperare 2 reti e deve cercare di dare una sterzata soprattutto dal punto di vista del gioco di una partita che si è messa subito male. Attenzione in area Malè, la conclusione contratta da Bellusci, ma il pallone resta lì, dischetto del calcio di rigore, c'è un intervento giudicato questa volta però regolare da parte del direttore di gara in area di rigore ai danni di uno dei nuovi entrati, segnatamente Mazzocchi, che è finito a terra, è stato anche ammonito per simulazione. Si resta sul Monza 1 Venezia 3, la tripletta di Aramu che nel periodo non collegato peraltro è uscito, così come Di Mariano. Al loro posto sono entrati Esposito e Mazzocchi, dunque fuori 2 giocatori dalla matrice offensiva, dentro Esposito che è un centravanti e Mazzocchi che è un esterno di difesa se vogliamo, dunque si copre giustamente Paolo Zanetti per andare a difendere il risultato che fino a questo momento sta ridendo alla sua squadra, ma deve stare attento perché il Monza ha qualità e il Monza con gli innesti di D'Alessandro e soprattutto di Maric al centro dell'attacco vuole cercare di riaprire la partita e prova adesso a distendersi dalla destra con Sampirisi che mette in mezzo un traversone, il colpo di testa da parte di Mota Carvaio che è diciamo l'unico superstite del tridente offensivo con cui Brocchi aveva schierato la sua squadra all'inizio della partita, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta, la palla che si spegne alla sinistra di Pomini, Esposito che allarga bene il pallone nella zona di Malè, attenzione 3 contro 3, Malè limite dell'area di rigore, entra in area, salta anche De Gregorio che riesce con la mano all'ultimo momento a rubargli il pallone dopo che sembrava essere stato superato, azione travolgente di Malè, ennesima dimostrazione di come il Venezia in ripartenza può essere assolutamente letale contro il Monza. 26:05 sul cronometro, Monza 1 Venezia 0, ancora un cambio nel Monza, fuori Scozzarella, dentro Colpani in cabina di regia, ma non cambia la situazione, anzi è il Venezia che recupera il pallone con Esposito, attenzione Jonsen in area, la traversa colpita da Jonsen, la traversa di Jonsen che si mangia il quarto gol, sfortunato in questa occasione il centravanti
centravanti norvegese del Venezia, che ha recuperato un pallone sulla tre quarti, si è involato 30 metri palla al piede, ha superato in velocità i propri marcatori, difensori centrali. La conclusione di Gregorio battuto la palla che è andata a sbattere sulla parte inferiore della traversa, salvo poi rientrare in campo ma lontana dalla linea di porta. Venezia dunque vicinissimo al quarto gol, Venezia che recupera ancora il pallone nella propria tre quarti e prova a ripartire di nuovo con lo stesso Jonsen assolutamente instancabile, che va ad allargare il pallone sul settore di sinistra. La pressione del Monza è assolutamente cresciuta in questi ultimi minuti. Nel periodo non collegato un colpo di testa ancora di Armellino, che è senza dubbio l'uomo più pericoloso del Monza fino a questo momento, direttamente tra le braccia di Pomini, ma era una buona occasione perché insomma all'altezza del dischetto del calcio di rigore era riuscito a liberarsi del proprio marcatore. Colpo di testa, fronte piena, potente ma centrale la parata di Pomini. Dalla bandierina c'è Togurdò che osserva il piazzamento dei compagni all'interno dell'area di rigore, mette il pallone, esce con i pugni di Gregorio, alza la traiettoria che stava per arrivare proprio sulla testa di Modolo in proiezione offensiva, e ci sarà ancora un corner dall'altra parte. Con tutta calma Togurdò diciamo trotterellando va ad attraversare tutto il campo per andare a battere questo calcio d'angolo. Siamo arrivati al 41esimo minuto, Monza 1 Venezia 3, di nuovo lo studio. E beh, no, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, commentiamo anche questo secondo corner. Temevo di essere lungo, lo commentiamo ben volentieri. Vai. Ancora Togurdò dalla bandierina, la palla che spiove in area di rigore, il tentativo di testa da parte di Esposito, che riesce comunque a controllare bene il pallone all'interno dell'area, si libera per il tiro, la conclusione è il gol, il quarto gol del Venezia. Esposito con il mancino si è liberato del proprio marcatore ed è andato a battere imparabilmente Di Gregorio sul secondo palo, e direi che questo gol può essere la pietra tombale sulla partita. Monza 1 Venezia 4, il gol di Sebastiano Esposito, che ha fatto tutto bene, il giocatore che è in prestito dall'Inter, lo ricordiamo anche autore di buone prestazioni proprio con la maglia nerazzurra, va a mettere il quarto sigillo, forse il definitivo, su questa partita. Monza 1 Venezia 4, complimenti caro Nico, ci hai visto bene nel farci proseguire la radiocronaca di questo calcio d'angolo, perché ha portato al gol del 4-1. È il 42esimo, Monza 1 Venezia 4, a te. Caro Manuel, se avessi facoltà di preveggenza non sarei qui in questo momento. Andiamo a Monza Venezia, Manuel Codignoni fino alla fine. 46-15 si giocherà fino al 48esimo, 3 minuti di recupero. Monza 1 Venezia 4, con l'orgoglio il Monza a caccia del secondo gol, che renderebbe forse meno amaro il calice costretto a bere questa sera, viste le 4 reti incassate in casa dal Venezia, da un Venezia che non attraversava peraltro un gran bel momento di forma, un punto appena nelle ultime 3 uscite. Evidentemente è riuscito Zanetti a trovare la quadra anche grazie ad un Aramu strepitoso, tripletta per l'ex giocatore della Virtus Entelle. Attenzione ancora il Venezia che recupera il pallone, la fuga di Mazzocchi in avanti, in 2 su di lui, e poi mette in mezzo un pallone, una sorta di tiro cross, si dispera perché non c'era nessuno in area di rigore, non era ancora arrivato Esposito, ma insomma è una disperazione che lascia poi il tempo con trova, considerato che siamo agli ultimi 60 secondi di gioco e la sua squadra è in vantaggio di 3 reti. Monza 1 Venezia 4, pallone dunque rimesso in avanti dalla squadra di Brocchi, che prova a muovere la sfera dal settore di destra, non riesce il lancio in prima battuta ma riesce in seconda battuta, perché poi sbaglia il disimpegno anche la compagine lagunare. Allora dalla destra Colpani, il traversone al centro dell'area di rigore, giganteggia Svoboda che è entrato nel periodo non collegato al posto di Modolo e libera i propri 16 metri. Si alza un campanile che viene addomesticato in maniera elegante da Esposito, gli ruba però il pallone in seconda battuta Bellusci, che è abile a prendere il tempo al centravanti, come detto in prestito dall'Inter, autore del quarto gol del Venezia, che poi recupera la sfera, subisce anche fallo, ma su questa azione con 10 secondi di anticipo il direttore di gara manda tutti sotto la doccia. E allora Monza 1 Venezia 4, questo il finale da Lupower Stadium. Rapidamente la successione delle reti: nel primo tempo la doppietta di Aramu che manda le squadre al riposo sul risultato di 2-0. Aramu che poi fa tris e si porterà a casa il pallone su calcio di rigore al 14esimo della ripresa. 2 minuti
minuti dopo il gol della speranza del Monza con Armellino, gran botta da fuori, il sigillo finale di Sebastiano Esposito a suggellare il 4-1 in favore del Venezia. Con questi 3 punti il Venezia sale a quota 49, portandosi momentaneamente in quarta posizione, andando a scavalcare la Salernitana, a -1 proprio dal Monza, che è scivolata al terzo posto visto il successo del Lecce in casa del Frosinone. Monza 1, Venezia 4, questo è il finale da Lupower Stadium Studio. Grazie a Manuel Codignoni.